Passiamo alla parola del Signore. Leggiamo nella prima lettera di Pietro, al capitolo 2. Leggeremo gli ultimi due versi, verso 24 e verso 25. Prima Pietro 2, 24, 25. Alleluia. Egli, Gesù, ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, letteralmente sul legno, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati guariti, poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Signore, parla al nostro cuore dell'opera potente, straordinaria della croce. E Signore, non soltanto vogliamo udire di quest'opera, ma ti chiediamo che per mezzo dello Spirito Santo quest'opera si riveli in tutta la sua gloria nella nostra vita. Sì, Signore, rendici vittoriosi per la vittoria di Cristo sulla croce. Signore, aiutami a esporre la tua parola, così come tu hai stabilito di mandarla al tuo popolo. Signore, non guardare all'insufficienza di questo vaso, ma glorifica Cristo per mezzo dello Spirito Santo. Te lo chiediamo per Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi. Parleremo dell'efficacia del legno della croce. La storia di Gesù sulla croce è una storia ancora viva. Qualche giorno fa una sorella straniera mi chiedeva perché nei nostri locali di culto, in particolare il nostro qui, non c'è una croce in giro. Comprendeva bene che non c'erano immagini, comprendeva bene che non c'erano statue e lo condivideva, ma lei notava che nel suo paese molto semplice il simbolo della croce da qualche parte c'era, o disegnato sul muro della facciata o sul legno del pulpito. E gli ho spiegato, il simbolo della croce per noi è sì un simbolo, ma è molto di più, è la vita nostra, è qualcosa di vivo. Ma noi abbiamo qui una pressione in Italia maggiore rispetto all'estero di quella religione tradizionale da cui siamo usciti, e quindi quando ci siamo convertiti abbiamo deciso che ogni segno, ogni legame che prima ci accostava a quella religione ci rinunciamo, tanto poco importa se ce l'abbiamo appeso qui o disegnato su qualche muro, l'importante è che è vivo nel nostro cuore. Siamo d'accordo? Alleluia. Ma il simbolo della croce risveglia l'anima nostra, o no? Ci ricorda che è stato fatto qualcosa per noi che noi non potevamo fare, ma Gesù l'ha fatto ed è stato reale. E Pietro ricorda che Gesù ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce. In qualche modo qui l'Apostolo racconta la storia di un trasporto. Dice Gesù ha preso i peccati, usa questa figura, racconta questa immagine e se li è portati sul legno della croce. È un'immagine quella che usa Pietro ed è l'immagine che noi prendiamo per noi questa mattina per dire che il legno della croce, proprio per quello che ha fatto Gesù, ha per noi un'efficacia
oggi, questa mattina, in questo momento. Ognuno di noi non deve vedere la croce come un simbolo, come una storia emozionante, ma deve vedere quel legno di croce come qualcosa che può realizzare qualcosa di concreto nel nostro cuore. La nostra vita può essere trasformata per l'opera che è avvenuta sul legno della croce. E se c'è bisogno di trasformazione, Gesù trasformerà. Se c'è bisogno di perdono, Gesù perdonerà. Se c'è bisogno di benedizione, Gesù benedirà. Se c'è bisogno di riempire il cuore di pace, di Spirito Santo, Gesù lo farà. E lo farà per il legno della croce, per l'opera avvenuta sulla croce. Gesù ha portato in un luogo. Immaginiamo come se fosse stata una spedizione. Questa è un'epoca in cui fare il corriere non è più semplice come qualche anno fa, perché ormai tutti ordinano e si vedono costantemente furgoncini che vanno a destra e portano a destinazione. Gesù ha portato nel luogo del legno della croce a destinazione qualcosa per noi. La prima cosa che ha portato i nostri peccati. I nostri peccati, questa è la straordinaria notizia. I nostri peccati hanno un luogo di destinazione e quel luogo di destinazione è la croce. Quando è venuto Gesù? Prima della venuta di Gesù, il luogo di destinazione dei peccati era la morte eterna, con un problema per noi, che i peccati andavano lì alla morte eterna. Ma noi eravamo avviluppati a quei peccati, eravamo incatenati a quei peccati, un po' come descrive lo scrittore agli Ebrei, il peccato che così facilmente ci avvolge. Noi eravamo legati nei nostri peccati, che erano destinati alle pene eterne, noi ci saremmo andati con loro, proprio come quelli che si legano a chi vuole morire e muoiono con chi è destinato alla morte. Ma un giorno è venuto Gesù, ha rotto le catene del peccato, e ha detto: cambio destinazione a entrambi. Voi, se credete in me, entrate nella vita, e i peccati io li porto sul legno della croce. Dice Pietro che Gesù è stato appeso, lo dice più volte, lo dice negli Atti degli Apostoli un paio di volte. Voi avete appeso il Salvatore. Eppure dice il Nuovo Testamento che visibilmente si vedeva Gesù appeso sulla croce. Ma ci spiegano gli scrittori sacri che ciò che l'occhio fisico vedeva non era ciò che spiritualmente stava avvenendo, perché si vedeva quell'uomo appeso, ma Gesù, andando sulla croce, stava appendendo i nostri peccati lì. Gloria a Dio! Lui li ha appesi sul legno della croce e ha risolto per noi il problema del peccato, la questione più grave, la conseguenza di tutti gli altri problemi. È il nostro peccato. Ma Gesù ha detto: tu non devi più avere a che fare col peccato. Io lo lascio appeso lì e ne faccio un pubblico spettacolo. La morte, la malattia, la mancanza di senso nella vita, l'idea di non avere una destinazione chiara nella nostra esistenza, tutte queste cose che sono le conseguenze del peccato, trovano la loro destinazione, la loro fine alla croce. Non ci dobbiamo più portare il senso di colpa in giro, deve stare appeso sulla croce. Non dobbiamo più credere che non c'è speranza per la nostra guarigione. Gesù ha appeso anche le nostre malattie sulla croce. Non dobbiamo più credere che siamo perduti, confusi, delusi, perché la nostra delusione, la nostra impossibilità di sapere se c'è vita eterna, tutte queste cose si sono fermate sulla croce. Noi possiamo andare avanti liberi, perché Gesù ha destinato i nostri peccati sulla croce. Vogliamo benedire il suo nome. Vogliamo ringraziare Gesù perché ha appeso le nostre brutture, la nostra condanna sulla croce, ma ha liberato noi.
La croce non è soltanto il luogo di destinazione dei peccati, la croce è il luogo della completezza. La croce è il luogo della compiutezza. Perfetto vuol dire completo. La croce è il luogo della perfezione. Gesù è venuto, ha predicato, ha guarito nel suo ministero terreno, ha parlato di Dio, ha parlato della volontà di Dio, eppure noi abbiamo la chiara rivelazione di che cos'è Dio, di quello che Lui ha detto, di qual è la sua volontà alla croce. Noi sappiamo veramente quanto è grande l'amore di Dio, non perché ha guarito un paralitico nel lettuccio o ha sfamato delle folle moltiplicando i pani. Noi abbiamo compreso il grande amore di Dio per noi, dice Paolo ai Romani, da un fatto, che Gesù è salito sulla croce. Quindi la croce diventa per noi il luogo della completezza. Senza croce il cristianesimo non è completo. Senza croce la nostra vita non è completa. Senza croce la nostra pace non è completa. Tutto si completa alla croce. Gesù sulla croce disse: tutto è compiuto. E noi, se non andiamo alla croce, se non invochiamo il nome del Signore per l'opera della croce, non potremo mai dire che è completa l'opera che Dio ha iniziato per noi. Ma Gesù sulla croce ha adempiuto le profezie. Gesù sulla croce ha completato la soddisfazione della giustizia divina. Gesù sulla croce ha manifestato il completamento dell'ubbidienza a Dio. Ci ricordiamo il travaglio interiore di Gesù quando nel Getsemani arrivò a dire, tanto era il peso spirituale della condanna del peccato: Padre, se è possibile, risparmia questo calice, ma non la mia, la tua volontà sia fatta. E dice lo scrittore agli Ebrei che Gesù imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì e completò una vita in perfetta ubbidienza alla croce, salendo sulla croce. Vedete che ogni cosa che noi possiamo dire riguardo all'opera di Dio trova completezza alla croce. Anche quello che noi facciamo, se non porta gloria a Gesù Cristo crocifisso e risorto dalla morte e asceso al Padre, non è completa. Può essere parziale, può dare una minima soddisfazione, ma ogni gloria deve tornare alla croce, perché Gesù è salito sulla croce e il Padre ha accettato quell'opera e gli ha dato il nome al di sopra di ogni altro nome. Ancora oggi, per ogni nostra domanda, possiamo rispondere: tutto compiuto, già fatto, già saldato. Quando l'avversario ci tenta di cadere dicendo tu non ce la farai, noi dobbiamo dire: l'opera di salvezza è già stata completata. E il diavolo dirà: dove? C'è un luogo, la croce, il legno della croce. Quando non sappiamo se riusciremo ad andare avanti, noi possiamo guardare alla croce, a colui che è andato fino in fondo e dire: possiamo farcela anche noi, con l'aiuto di Gesù. Quando qualcuno dice: tu hai troppi debiti davanti a Dio, noi possiamo dire: tutto pagato, perché Gesù è salito sulla croce. Sì, la croce è il luogo della completezza. E se noi vogliamo sentirci completi nel Signore, dobbiamo andare alla croce. Pensiamoci. Quante volte ci ribelliamo a Dio, quante volte siamo in profonda afflizione, quante volte cadiamo in crisi e non sappiamo come andare avanti. E se guardiamo bene a noi stessi è perché non stiamo più guardando al luogo della croce. Ma tutti quelli che guardano alla croce comprendono che tutto si completa dove Cristo è morto per noi. Alleluia. La croce non è solo il luogo della completezza, è il luogo della vittoria. Noi siamo più che vincitori perché Gesù è salito sulla croce. Nelle nostre battaglie è alla croce che troveremo la vittoria. Nessuno pensi che ci sono altre soluzioni efficaci. Ma io non posso pensare alla croce adesso. Non posso pensare al legno della croce.
devo trovare delle soluzioni per i miei problemi, per le mie difficoltà. No, il luogo della vittoria è ancora la croce. Strano, perché l'occhio di quelli che erano presenti quel giorno vedevano nella croce non il luogo della vittoria, ma il luogo della disfatta, il luogo della fine di un sogno, il luogo della fine di un rivoluzionario. Non era così. La croce, il legno della croce, dove fu appeso Gesù, è il luogo della vittoria. Gesù ha promesso una vita completa ed esuberante. Amen. Non è la vita esuberante una vita che non conosce la morte, perché noi moriamo, siamo sottoposti a tutto quello che ogni altro essere umano è sottoposto, ma la vita completa ed esuberante che ci promette il Signore è una vita che può anche imbattersi nella morte terrena, ma è una vita che supera la morte. La vita che Gesù ci dà è una vita che supera la morte terrena. È iniziata quando abbiamo accettato Gesù e continuerà. E noi vedremo faccia a faccia il Signore. Dove è iniziata questa vita esuberante? Alla croce. Qualcuno ha provato a mettere a morte il Signore. Ma dice Pietro, questa mattina è Pietro che ci insegna, le catene della morte non lo potevano trattenere. Sì, la vittoria della croce ci dà vittoria anche sulla morte, in modo che noi possiamo avere una vita esuberante. Esuberante vuol dire che va oltre il limite della tristezza, oltre il limite delle prove, anche oltre il limite della morte fisica, perché il corpo nostro si può anche disfare, dice Paolo, ma lo spirito si rinnova e la vita che il Signore ci ha dato continua ad andare avanti. Dice Isaia, mediante le sue lividure che Lui ha portato sulla croce noi siamo stati guariti. Anche la vittoria sulla malattia noi la troviamo alla croce. Alleluia. Quando guardiamo che Gesù è morto per noi, fede viene prodotta nel cuore. E nello scorso culto, prima di questo, abbiamo ascoltato 2 meravigliose testimonianze in cui la fede semplice di un bambino ha prodotto una guarigione. Dobbiamo andare a Cristo con la fede in quello che Lui ha fatto sulla croce. C'è qualcuno che non si sente più forte nella fede, sta perdendo lo zelo, il primo amore iniziale, quello che ci permetteva di fare tutto per il Signore. Non c'erano calcoli, non c'erano spese, non c'erano cose troppo costose per il Signore. È alla croce che troverà vittoria. Vi ricordate la storia di Eliseo? Quando cadde il ferro della scure di un discepolo dei profeti nell'acqua, chiamarono Eliseo ed Eliseo gettò un pezzo di legno nell'acqua e nel punto dove c'era quel pezzo di legno, cosa impossibile per le leggi fisiche, il pezzo di metallo della scure salì. È spirituale questo. È alla croce, è al legno della croce che noi troviamo la forza, lo zelo, il primo amore per servire il Signore. Vogliamo andare a Cristo guardando alla croce e noi troveremo di nuovo la forza per servirlo. La stabilità nelle relazioni si trova alla croce. Molti matrimoni saltano in aria perché i coniugi non guardano alla croce. Molti rapporti tra genitori e figli si incrinano perché la famiglia non guarda con timore all'opera di Gesù alla croce. Ma vi ricordate quando Esdra racconta che si stava costruendo le mura e per rendere stabili le mura, i massi, si inseriva del legno tra un masso e l'altro, tra un mattone e l'altro, per rendere stabile l'intero muro. E solo quando inseriamo l'opera della croce di Cristo,
che ci mostra l'umiltà di Gesù, che è salito sulla croce, si è umiliato per noi, è stato contato tra i criminali, non si è vantato della sua gloria, ma come l'agnello muto è salito sulla croce. Quando noi ricordiamo quello che è stato fatto alla croce, tutto si riordina. E anche le nostre relazioni si mettono a posto, perché noi vediamo colui che ci ha tanto amato, cosa ha fatto per noi, e vogliamo imitarlo. Anche l'amarezza che tante volte sentiamo nel cuore viene meno quando guardiamo la croce di Gesù. Vi ricordate il legno che fu gettato nelle acque di Mara? Non si poteva bere quell'acqua. Ma gettarono un legno. Perché un legno? E non della farina, e non delle foglie. Oggi noi lo sappiamo perché. E quelle acque da amare divennero dolci. C'è amarezza nel tuo cuore? Ferite che stanno rendendo duro il tuo cuore? Non trovi luogo alla dolcezza d'animo che è parte del frutto dello Spirito? Non trovi luogo a vedere di nuovo l'amore per l'opera di Dio, per gli altri? È alla croce che dobbiamo andare. E il Signore toglierà ogni amarezza. Vedremo colui che giustamente avrebbe potuto dire: non voglio più avere niente a che fare con voi, mando gli angeli e vi stermino tutti, io sono l'unico innocente, mi mettete in croce. Eppure noi vediamo al legno della croce che il Signore, senza amarezze, diceva: Padre, perdona loro. Non c'era astio, non c'era rabbia, non c'era risentimento nel suo cuore. Lo vediamo alla croce. Andiamo alla croce e il Signore toglierà ogni amarezza. Ecco la vittoria che noi possiamo avere nell'opera di Gesù. Fratelli, ringraziamo il Signore e andiamo a Lui con piena fede. Torniamo a guardare alla croce. Fissiamo il nostro sguardo su Gesù e non su un Gesù vago. Ma la Scrittura ci dice a quale Gesù dobbiamo noi guardare. Paolo dice: io mi sono proposto di non sapere altro fra voi fuorché Cristo e Lui crocifisso. Guardiamo a Gesù sulla croce. E Pietro ci dice: Lui ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, fossimo guariti ed eravamo erranti come pecore, ma adesso siamo tornati al nostro pastore, perché Gesù è morto sulla croce per noi. Alziamoci in piedi.